Bentornati su Zwischenberg Channel, le principali notizie della giornata in meno di un minuto. Storico incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca, un abbraccio e intesa sui temi principali. Bertolaso sarà il candidato di centrodestra, intesa tra Berlusconi, Salvini e Meloni. Bertolaso accetta anche l'incarico. Arriva un ultimatum dall'UE verso la Grecia. Ha 3 mesi di tempo per regolare le frontiere. Sempre sul fronte delle frontiere, anche la NATO è intervenuta nell'Egeo. Sarà un nuovo ostacolo per i migranti? Questa è la domanda che si fanno in molti. Siria, cessate il fuoco in 7 giorni, Russia, terroristi esclusi dalla tregua. Arizona, 2 quindicenni morte a colpi d'arma da fuoco in una scuola. Dalla Repubblica, il manifesto, iniziamo la rassegna stampa, un addio di pace. Migliaia di persone da tutto il mondo a Fiumicello per l'ultimo saluto in italiano e in inglese a Giulio Regenti. Poi passiamo a Libero, la bancarotta di Renzi. Repubblica, Renzi, l'Europa sbaglia, di sola austerity si muore. L'Unità, Dio ti vede, Bagnasco no. Il Mattino, i vescovi in campo, voto segreto, tensione sulle unioni civili, il governo, Bagnasco non decide in Senato. Ora i temi internazionali su The Independent, The Theory of Relativity Proved, la teoria della relatività provata. Queste erano le principali notizie della giornata. Noi ci rivediamo con Zwischenberg Channel World News lunedì. Grazie per averci seguito e buon weekend.